Bene, buonasera a tutte e tutti, benvenuti alla quinta lezione dell'edizione 2025 di Storia in Città, rassegna di lezioni di storia contemporanea organizzata dall'Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia e dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Trieste. Quest'anno la rassegna verte sulle fake news nella storia contemporanea, mentre la lezione odierna riguarda l'incendio del Reichstag nel 1933. Si trattò, come recita il sottotitolo, di un giallo politico irrisolto. Ce ne parlerà il professor Gustavo Corni, che è stato professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Trento e ha insegnato la stessa disciplina e anche storia della Germania presso gli Atenei di Venezia, Ca' Foscari, Chieti e anche Trieste. È uno dei massimi studiosi di storia della Germania nel Novecento, 8-900, di storia delle dittature comparate, fascismo, nazionalsocialismo e anche di storia sociale ed economica europea. Tra le sue ultime pubblicazioni segnalo Storia della Germania da Bismarck a Merkel, nuova edizione pubblicata nel 2017 del Saggiatore, Weimar, la Germania dal 1918 al 1933, pubblicato da Carocci nel 2020, l'Italia Guglielmo II, pubblicato dalla casa editrice Salerno nel 2022, e ultimo, ma non per importanza, l'Italia occupata 1917-1918, Friuli e Veneto orientale da Caporetto a Vittorio Veneto, pubblicato da Gaspari nel 2024, libro che è stato finalista dell'ultima edizione del premio Friuli Storia. Prego, professore, a lei la parola. Grazie Gabriele, o al tutor Mastrolillo come preferite, ma essendo stato mio allievo, diciamo Gabriele, sono molto contento di essere a Trieste e di vedere anche qualche collega di antica o anche di meno antica conoscenza. Leggerò il mio testo perché mi sembra che sia venuto abbastanza bene, ma spero di non sbagliarmi, e però comunque lo inframmezzerò con qualche rottura del ritmo. Normalmente non leggo, ma faceva molto freddo a Berlino la sera del 27 febbraio 1933, 6 gradi sotto zero. Un poliziotto impegnato nel servizio di ronda attorno al palazzo del Reichstag, il Parlamento tedesco, fu avvicinato da due passanti che avevano sentito rumore di vetri rotti a una finestra del palazzo e avevano intravisto luci all'interno. Erano da poco passate le 9 di sera. Il palazzo, che qui vediamo un'immagine coeva, era stato edificato nel 1894, dopo 10 anni di lavori, dal famoso architetto Paul Wallot, con lo stile ridondante tipico di quell'epoca. La sua caratteristica più ammirata era l'enorme cupola in vetro e acciaio, vero capolavoro di ingegneria. Accorsero altri poliziotti di ronda ed entrarono nel palazzo. Si resero conto che era in corso un vasto incendio, con un numero elevato di punti di innesco e quindi doloso. Il fuoco era concentrato nell'aula dove si riuniva il Parlamento. Pochi minuti dopo arrivarono i primi pompieri, seguiti da altre squadre. Dovettero lavorare per svariate ore per avere ragione dell'incendio, alimentato dagli abbondanti arredi di legno, sedili, panche, pareti, e dalla profusione di tappezzerie, tende e cortine, tipiche dell'architettura di fine Ottocento. Nei primi minuti dopo la scoperta dell'incendio, perlustrando i piani inferiori, i poliziotti fermavano un uomo a torso nudo e madido di sudore. Sembrava confuso e parlava male il tedesco. Nelle sue tasche furono trovati un accendino, degli scritti di stampo comunista e il passaporto. Marinus van der Lubbe, cittadino dei Paesi Bassi, nato a Leida il 13 gennaio 1909, quindi era poco più che ventenne. Per la verità, alcuni pompieri testimoniarono successivamente di aver incontrato nei sotterranei un gruppo di armati con uniformi della polizia che li avrebbero minacciati. La loro presenza era inspiegabile. Queste confuse testimonianze furono poi ritrattate. L'aula del Parlamento aveva subito danni così gravi
gravi, così come la grande cupola in vetro e acciaio, dovette essere sottoposta a pesanti lavori di ristrutturazione. Vediamo il contesto nel quale si colloca questo evento, che ha rappresentato una svolta cruciale nel facilitare la completa presa del potere di Hitler. Adolf Hitler era il leader indiscusso del movimento nazionalsocialista. 2 anni di ininterrotti successi avevano portato la sua nazionalsocialistische Deutsche Arbeiterpartei a diventare, nelle 2 elezioni politiche svoltesi nel luglio e nel novembre del 1932, il partito più forte, con una maggioranza relativa in Parlamento. Il 30 gennaio del 1933, quindi 27 giorni prima dell'incendio, grazie all'attivismo dell'intrigante esponente del Zentrum cattolico Franz von Papen, Hitler era stato nominato al rango di cancelliere dal capo dello Stato, l'anziano Feldmaresciallo Hindenburg. Hitler aveva dovuto scendere a patti con i conservatori ostili verso la Repubblica parlamentare, tanto che nel suo governo aveva solo 3 ministri su 13. In queste condizioni il Führer non si sentiva libero di governare. 2 giorni dopo la nomina, Hitler aveva convinto il presidente Hindenburg a decretare lo scioglimento del Parlamento per la 3ª volta in un anno e a indire nuove elezioni fissate per il marzo del 1933. Hitler gli aveva promesso che dopo quelle non ce ne sarebbero state più altre. E fu di parola. Ma torniamo a quella notte. Circa 3/4 d'ora dopo che la notizia dell'incendio era stata diffusa, sul luogo del disastro comparivano Hitler, Joseph Goebbels, Hermann Göring, che era il presidente del Reichstag, e il ministro degli interni Wilhelm Frick, presidente del Reichstag perché l'NSDAP aveva conquistato la maggioranza relativa dei seggi. Göring affermò subito che era, virgolette, opera dei comunisti. Dopo essersi soffermato a osservare le macerie ancora fumanti dell'aula, il cancelliere, che appariva turbato, esclamò, virgolette, Dio voglia che questa sia opera dei comunisti. Siamo testimoni dell'inizio di una nuova grande epoca della storia tedesca. Questo incendio è solo l'inizio. Secondo un altro testimone avrebbe anche detto, virgolette, non c'è più pietà. Chi ci ostacola sarà annientato. Già questa notte tutti i deputati comunisti devono essere impiccati. Göring, che presiedeva la polizia prussiana, diede l'ordine di porre tutti i reparti in stato d'allarme. La polizia avviò rastrellamenti e arresti di massa. Aveva liste precompilate di avversari politici che furono incarcerati. Tra di essi un esponente di primo piano dell'Internazionale Comunista, il bulgaro Georgi Dimitrov, e il deputato del Partito Comunista Ernst Torgler. Le prime indagini avevano accertato che quest'ultimo aveva lasciato per ultimo l'edificio del Parlamento in quella sera. A loro volta le camicie brune, le SA, catturarono e in alcuni casi uccisero centinaia di avversari politici. I catturati furono, tra polizia e SA, circa 4.000. A tale scopo, per trattenerli, furono creati campi di concentramento cosiddetti selvaggi, fuori dalla portata dei tribunali. Nel primo comunicato ufficiale diffuso dai mezzi di comunicazione la sera stessa, si raccontava con dovizia di dettagli il piano dell'insurrezione comunista. La minaccia della rivoluzione comunista, diventata reale dopo la riuscita rivoluzione dell'ottobre 17, era un cavallo di battaglia delle destre antidemocratiche. Tra il 32 e il 33 avevano circolato voci di una possibile insurrezione generale in Germania, accompagnata da atti di violenza. Va ricordato che il Partito Comunista, con 6 milioni di voti alle elezioni di novembre, aveva un forte radicamento in regioni industriali come la Ruhr, la stessa Berlino, la Sassonia, i grandi porti del nord. Vi sono consistenti prove di come il Partito Nazionalsocialista, o almeno Hitler e altri esponenti di primo piano come Goebbels, progettasse, una volta conquistato il potere per via elettorale, di imporre con l'arbitrio e con la forza modifiche radicali all'ordinamento repubblicano. L'obiettivo era scardinarlo. Ma lo storico Hans Mommsen, che ha studiato molto dettagliatamente, come vedremo, questa vicenda, osserva che tutte le discussioni svoltesi nelle settimane antecedenti l'incendio erano state caratterizzate da forti differenze di opinione ai vertici del governo, in particolare su chi dovesse gestire l'eventuale stato di emergenza, le forze armate, la polizia o le camicie brune.
Mommsen giunge perciò a definire l'incendio come, cito, un'improvvisazione particolarmente riuscita. Torniamo all'incendio e alle sue dirette conseguenze. Nei giorni successivi tutta la stampa, con poche eccezioni già asservita a Hitler, diede ampio spazio alla minaccia e alla determinazione con la quale il governo e l'apparato dello Stato avevano reagito. Il governo di Hitler venne visto da molti come bastione di sicurezza. Anche sullo sfondo di questa situazione di insicurezza, di paura, si spiega come il presidente Hindenburg abbia firmato la mattina seguente il decreto d'urgenza presentatogli da Hitler. Il decreto, intitolato Per la protezione del popolo e dello Stato, sospendeva il principio dell'habeas corpus, cioè la libertà individuale salvo comprovato reato, e i diritti fondamentali, il segreto postale, telefonico, la libertà di associazione, di pensiero e di espressione, attribuendo poteri illimitati alla polizia per operare arresti, perquisizioni e detenzioni. In secondo luogo, il decreto sospendeva l'autonomia dei Länder, attribuendo al cancelliere il potere di intervenire con disposizioni esecutive anche nei loro ambiti di competenza. Annullare le prerogative dei singoli Länder era fondamentale per poter assoggettare le polizie regionali, cioè dei Länder, alla regia unica dello Stato centrale, diciamo regionali per intenderci, anche se non erano proprio. Altri due aspetti vanno messi in rilievo. Da un lato, l'esecuzione dei provvedimenti straordinari era affidata alle autorità di polizia. In secondo luogo, la porta potevano studiarla meglio, però, i signori comunali potevano organizzare un'apertura di porte un po' più decente. Chiedo scusa per l'interruzione, ma sarete disturbati anche voi. Alle autorità di polizia, quindi i provvedimenti straordinari previsti dal decreto erano affidati alla polizia, non alle forze armate e non al partito. In secondo luogo, e questo è molto importante, l'applicazione dei poteri emergenziali spettava al cancelliere e non al presidente del Reich, secondo l'articolo 48 della Costituzione di Weimar. Una dimostrazione questa di quanto i rapporti di forza tra cancelliere e presidente e i suoi alleati conservatori fossero cambiati in quella notte. Prima aveva 3 ministri su 13, adesso un decreto che praticamente dà a Hitler e al suo partito il controllo della situazione politica e anche di sicurezza. Le conseguenze immediate furono una ondata di arresti compiuti applicando la cosiddetta Schutzhaft, una sorta di confino su cui decidevano gli organi di polizia. Schutzhaft significa letteralmente incarcerazione di protezione. Per ospitare, fra virgolette, l'elevato numero di persone coinvolte furono aperti tra marzo e aprile i campi di concentramento, Konzentrationslager, primo fra tutti quello di Dachau il 22 marzo. Si apriva in tal modo la strada della giustizia politica e della repressione indiscriminata che avrebbero contraddistinto il regime negli anni seguenti. Anche il risultato delle elezioni, tenutesi una settimana dopo l'incendio, tenete ben presente questa compattezza di tempi, stiamo parlando di giorni, di ore, una settimana dopo si vota, era previsto, testimoniò il contraccolpo. Non è possibile determinare in quale misura l'effetto dell'incendio del Reichstag abbia condizionato quel voto. Ci sono tuttavia alcuni dati. La partecipazione al voto sfiorò il 90%. Ai noi, attestando il livello della mobilitazione popolare. In secondo luogo, l'NSDAP, che aveva condotto la settimana finale di campagna elettorale senza avversari, perché il Partito Comunista era stato messo fuori gioco, ottenne 4 milioni e mezzo di voti in più che nel novembre precedente, raggiungendo il 43,9% dei suffragi. Un grande successo, ma non la maggioranza assoluta che Hitler dava per certa. Il 23 marzo seguente, ovvero poche settimane dopo l'incendio, il Reichstag approvava a maggioranza, con l'assenza e con il decisivo voto dei cattolici, con l'assenza dei deputati comunisti incarcerati o costretti a fuggire, una legge che modificava radicalmente l'assetto costituzionale. Prima c'è un'ordinanza, adesso c'è una legge. La potestà legislativa veniva attribuita al governo e tolta al Parlamento,
Hitler dichiarò, virgolette, sarebbe contraddittorio con lo spirito della riscossa nazionale se il governo dovesse mercanteggiare volta per volta l'approvazione del Reichstag per le necessarie misure. Chiuse virgolette. Ovviamente la seduta non si svolse nella sede consueta, gravemente danneggiata, ma in un teatro berlinese, la Kroll-Oper. Secondo capitolo, l'anima candida e il complotto. I contorni e gli obiettivi politici del dopo incendio sono chiari. Li confermarono i primi comunicati ufficiali. Si trattava di un atto criminale compiuto da un comando comunista che avrebbe dovuto aprire la strada a un tentativo insurrezionale. Nel frattempo erano iniziati gli interrogatori di Van der Lubbe. Questi parve fin dall'inizio indifferente al proprio destino e ribadì sempre, costantemente, per mesi e mesi e mesi, di essere stato l'unico artefice dell'incendio. La sua personalità fu interpretata dagli inquirenti come quella di un'anima candida, virgolettato, facile a essere abbindolata. In verità, i verbali dei primi interrogatori attestano che il movente del suo gesto era politico, voleva dare un segnale al proletariato tedesco in modo che si ribellasse all'incombente dittatura. Con un padre ubriacone che se ne andò presto di casa, Marinus era rimasto orfano di madre pochi anni dopo. Visse una vita di stenti, compiendo umili lavori da manovale, segnati da 2 incidenti agli occhi che lo avevano reso semicieco. Da ragazzo aderì al Partito Comunista Olandese. Le sue idee politiche erano radicali quanto ingenue e lo portarono a scontrarsi contro il dogmatismo del partito. Ricordiamo che in quel periodo i partiti comunisti erano sotto il controllo ferreo, per non dire feroce, di Stalin e della sua visione politico-ideologica. Lubbe viveva con una misera pensione di invalidità, meno di 200 euro mensili, calcolata oggi, ma sembrava pago di ciò che aveva e non cadde mai nella miseria disperata. Vagò per mezza Europa, apparentemente senza mete, vivendo alla belle meglio con qualche lavoretto e dormendo nei rifugi per senza tetto. 9 giorni prima del 27 febbraio era arrivato a Berlino. Dalle sue dichiarazioni e dalle testimonianze raccolte, egli frequentò alcuni sottoproletari berlinesi, ma non è stata provata alcuna sua contiguità, neppure in quei giorni, con i comunisti, col partito comunista. Certo è che, acquistato un pacchetto di esche a carbone, nei giorni precedenti l'attentato, egli aveva appiccato alcuni piccoli incendi al castello, quello che è stato di recente ricostruito come Humboldt Forum, ricostruito, cioè una cosa tutta diversa, ma a suo tempo la DDR ci aveva fatto il palazzo della del Parlamento Popolare. Al Rotes Rathaus, che ancora oggi chi ha visitato Berlino è quell'enorme edificio in mattoni rossi, e nell'ufficio dell'assistenza sociale di Wilmersdorf, quartiere di Berlino. Tutti spenti con facilità dai pompieri, non era mai stato colto sul fatto. Sembra inspiegabile come sia riuscito da solo a piccare il fuoco nel palazzo di Wallot, anche se negli interrogatori diede chiare spiegazioni delle sue mosse, chiare e coerenti. Più e più volte interrogato, non si staccò mai dalla coerenza della sua ricostruzione. Ancora meno plausibile è l'ipotesi che soffragherebbe ipoteticamente la tesi dei nazionalsocialisti come colpevoli, che egli sia entrato nel Reichstag per appiccare un incendio, come aveva fatto nei giorni precedenti, proprio nel momento in cui un ipotetico comando delle camicie brune sarebbe stato a sua volta nel palazzo per entrare in azione. Insomma, che si sia trovato casualmente sul luogo di un incendio di cui non era il vero responsabile. Il racconto di come ha appiccato il fuoco è stato coerente in tutti gli interrogatori e durante il processo. I primi resoconti degli investigatori oscillano tra il riconoscimento della coerenza delle deposizioni di Van der Lubbe da un lato e dall'altra l'ipotesi vaga che egli facesse parte di un piano più ampio. Un'ambiguità che sembra tradire la difficoltà per gli inquirenti di definire in modo più preciso il quadro accusatorio. Ciò anche a fronte di un'opinione pubblica che sembrava almeno in parte dare credito in quel momento alla linea del cui bono, del cui prodest, quindi respingendo la tesi del complotto comunista.
visto che l'incendio aveva consentito a Hitler di spianarsi la strada verso il potere. Gli inquirenti, guidati dal potente Rudolf Diels, capo del dipartimento che si occupava dei reati politici, furono sottoposti a pressioni direttamente da Göring per allargare le indagini. Furono arrestati e interrogati esponenti della KPD, tra cui il già citato Torgler, che aveva guidato la frazione parlamentare, adesso non esisteva più, nonché alcuni esuli comunisti bulgari. Era necessario la pista bulgara, era necessario provare l'esistenza di un complotto comunista, di cui in modo più o meno consapevole Van der Lubbe, l'anima candida, sarebbe stato il terminale esecutivo. Mentre le indagini si muovevano alla ricerca di qualsiasi indizio, venivano tralasciati elementi divergenti, come quello della comprobata presenza di un deputato nazionalsocialista nell'edificio del Reichstag, più o meno nei momenti, così sembra, in cui vi si aggirava anche Van der Lubbe. Ancora più eclatante sembra essere il parere quasi unanime degli esperti chiamati dagli inquirenti a stilare perizie su cause ed evoluzione dell'incendio. Dio ci guardi dai periti. I loro pareri convergevano, questo lo dico io, i loro pareri convergevano stavolta. Un incendio di quelle dimensioni non era compatibile con la descrizione del modus operandi dell'olandese. Per fare due soli esempi, il legno di quercia, pesante, con cui erano stati realizzati portoni, scranni e scale interne, richiedeva temperature altissime per prendere fuoco, temperature che non avrebbero potuto essere raggiunte, così gli esperti, con le esche di carbone che si vendevano al negozio, usate da Van der Lubbe. Lo stesso vale per la pesante cortina in tessuto che sarebbe stata della sala delle udienze, che sarebbe stata il principale conduttore del fuoco, perché scendeva dal soffitto. In tutti i casi occorreva liquido infiammabile, come petrolio o benzina. Nessun elemento portava a concludere che Van der Lubbe ne disponesse. Tra i reperti rinvenuti, mai presentati, e i rapporti tecnici spariti, in parte, la tesi dell'incendiario solitario sembrava difficilmente sostenibile. In aula, messo di fronte alle tesi dei periti, però, Lubbe ribadì in modo reciso che egli non aveva più nulla da dire. Le conclusioni alle quali erano giunti i periti nel 1933 sono state confermate anche da esperimenti più recenti, tanto da far concludere allo storico americano Hett, autore dello studio più recente uscito nel 18 e nel 19 sull'incendio, che, cito fra virgolette, la plausibilità che Marinus van der Lubbe abbia innescato da solo l'incendio, che ha poi distrutto l'aula plenaria, stia da qualche parte tra implausibile e praticamente impossibile. Fine della citazione. L'evento era così clamoroso che attorno ad esso si scatenò una vera e propria guerra di propaganda all'interno come su scala internazionale. La narrazione costruita dal governo in mano ai nazionalsocialisti fu ribadita da Göring in un intervento radiofonico trasmesso il 3 marzo. Il Partito Comunista stava preparando un piano per rovesciare le istituzioni, basato su incendi a catena, attentati con bombe ed esplosivo, assalti armati a uffici postali e posti di polizia. Nulla di questo era avvenuto né prima né dopo l'incendio. Ancora nei mesi a seguire, la propaganda ribadì il pericolo di un'insurrezione o di un altro clamoroso attentato. Da parte loro, ecco qui scusatemi, qui ho sbagliato, ecco, da parte loro i comunisti reagirono tempestivamente. Promotore di un caso editoriale che avrebbe suscitato grande clamore fu un abile imprenditore, Willy Münzenberg, ebreo, che negli anni della Repubblica comunista, aveva messo in piedi un piccolo impero editoriale, punta di diamante. No, scusatemi. Punta di diamante del suo impero era la Arbeiter Illustrierte Zeitung, che vendeva anche mezzo milione di copie. Famosi, li avrete visti 1000 volte, sono i collage di satira politica di John Herzfeld, che erano nelle copertine della AIZ, della Arbeiter Zeitung. Münzenberg era fuggito dalla Germania subito dopo l'incendio. Ecco qua una copertina famosissima. Hitler che prende i soldi dal
dall'industriale, ovviamente ciccione e in doppio petto. Fuggito a Parigi, riprese la sua frenetica attività. Qui mise in piedi un gruppo redazionale composto da militanti comunisti che, grazie a una fitta rete di contatti clandestini con il Reich, si poterono procurare documenti e testimonianze che illustravano l'ascesa ai primi mesi di vita del regime come costellata da violente repressioni e continue rotture della legalità. Nell'estate del 1933, alla vigilia del processo, il Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitler-Terror, che mostra Göring nella vesti del macellaio con un'enorme ascia in mano, fu pubblicato in lingua tedesca a Parigi. Era patrocinato dal Comitato Internazionale. Braunbuch vuol dire libro marron. Noi diremmo libro bianco, di solito noi diciamo il libro bianco, in tedesco usava il termine Braunbuch. Fu pubblicato a Parigi. Era patrocinato dal Comitato Internazionale per le Vittime del Fascismo, che era presieduto niente di meno che da Albert Einstein. Fece seguito sempre nel 1933 un secondo volume che pubblicava parti del capo d'accusa, e l'anno dopo un terzo volume, Dimitrov contra Göring, Braunbuch II, secondo Braunbuch. Tutti i documenti erano stati esfiltrati illegalmente, veniva smontato il castello delle accuse, mettendo in scena due nemici, Göring dipinto come un morfinomane spregevole da una parte, dall'altra il comunista Dimitrov, protagonista nel corso del dibattimento di forti interventi in propria difesa e di attacchi alla manipolazione del regime. Nei volumi curati da Münzenberg, la figura di Marinus van der Lubbe veniva svilita al rango di marionetta. Si insinuava persino che fosse un omosessuale e quindi ricattabile. Il processo. Questo è Dimitrov. Il processo. Vedete sullo sfondo del seggio dei giudici un'enorme doppia piantina allargata del Reichstag, che era stata realizzata evidentemente per seguire in maniera molto precisa le descrizioni e le illustrazioni della vicenda. Il processo ebbe inizio il 21 settembre, quindi 7 mesi dopo l'incendio, presso il Reichsgericht, il Tribunale del Reich di Lipsia. Fondato nel 1879, il tribunale era una specie di Cassazione, aveva suprema istanza sulle formalità dei processi. Non entrava in merito dei procedimenti, ma nel caso di reati particolarmente gravi come l'alto tradimento, per il quale gli imputati erano chiamati a rispondere, il Reichsgericht agiva come prima e ultima istanza, non c'era possibilità di appello, e imbastì quindi un regolare processo. Il processo fu preparato in fretta, nonostante il passare dei mesi, all'interno dello schema già più volte ricordato, una grave minaccia comunista che era stata rintuzzata. Hitler lo avrebbe voluto breve e incisivo, ma l'imperizia dell'accusa e dei giudici fece sì che si trascinasse per mesi, tanto da suscitare l'ira del dittatore. Alla sbarra, oltre a Van der Lubbe, erano il capogruppo dei comunisti, Tobler, e 3 esponenti comunisti, tra cui abbiamo già ricordato il più autorevole Dimitrov. Anche influenzato dall'attenzione della stampa internazionale, il processo si svolse rispettando grosso modo le forme del diritto, dello Stato di diritto. L'accusa preparò la sua strategia sull'assioma del complotto senza avere elementi di prova. Il castello accusatorio, quindi, non avrebbe potuto che crollare quanto prima. Il processo fu dominato in 2 sensi opposti da Van der Lubbe e da Dimitrov. Il primo, per la gran parte del tempo, rimase con la testa reclinata sul petto, lo sguardo assente, rispondeva alle domande con poche parole sbozzicate. Una figura del tutto diversa dal giovane, abbiamo visto la foto precedente, Baldo giovane, che negli anni precedenti aveva girato da solo per mezza Europa, senza una leva in tasca. Si speculò già allora sulla possibilità che la polizia lo abbia sedato per evitare che facesse o dicesse qualcosa di sbagliato. Non esistono prove. Mommsen ipotizza piuttosto che dopo oltre 6 mesi di carcere duro, l'olandese fosse semplicemente stanco e non avesse più voglia di rispondere. Certo, il comportamento assente di Van der Lubbe suscitò o rafforzò in molti osservatori la convinzione che non potesse essere stato l'autore di un incendio così ingente.
In pieno contrasto era la figura di Dimitrov, elegante, i gesti sicuri, l'eloquio tagliente, parlava un fluente tedesco e finì per difendersi da solo. Seppe mettere in crisi persino Göring in un contraddittorio processuale. Vedete questa messa in scena, queste fotografie sono state realizzate, si trovano al Bundesarchiv, sono fotografie ufficiali del processo, ma si vede chiaramente l'automessa in scena di Göring, che non era quel ciccione che era alla fine della guerra, se qualcuno ha visto il recente processo di Norimberga con il buon ex capo il gladiatore Russell Crowe, era ancora un uomo solido ma molto aiutante. Nel corso delle sedute del processo divenne chiaro che i tre bulgari e Torgler sarebbero stati prosciolti, data l'inconsistenza delle prove a loro carico. L'unico a pagare sarebbe stato l'olandese, e così fu. Ma il governo non voleva che l'assunto di partenza, quello del complotto e della minaccia comunista, svanisse. Si cercò quindi di tenere in piedi una narrazione che non lo lasciasse cadere. Alla fine, nella sentenza finale, il presidente della giuria, Bünger, aveva scritto, virgolette, l'incendio del Reichstag non è un atto di terrore individuale, ma un atto di terrore di massa finalizzato ad aprire la strada a uno sciopero generale e a un movimento rivoluzionario. Chiuse virgolette. In verità l'accusa non riuscì né a dimostrare che Lubbe fosse iscritto al Partito Comunista, né che nelle settimane precedenti l'incendio egli abbia avuto rapporti con i comunisti. Deboli in molti casi erano le dichiarazioni di testimoni a carico, incoerenti le prese di posizione fra di loro, le prese di posizione dei periti. Agli accusatori neutrali sembrava evidente che il castello accusatorio fosse pieno di lacune. Nelle udienze del processo, Lubbe riuscì per qualche momento a uscire dal prolungato torpore e diede risposte esaurienti in un solo breve interrogatorio. Gelando l'uditorio, egli affermò di essere stato nei giorni precedenti l'incendio a una riunione tenuta dai nazionalsocialisti a Spandau, un quartiere settentrionale di Berlino, ma non aggiunse altro. Ribadì invece di essere più volte di essere il solo responsabile e di meritarsi una condanna. Non aveva agito per motivi politici, ma solo per quelli che lui chiamava motivi personali, sui quali però tacque. Poi Van der Lubbe ricadde definitivamente nel torpore e il processo volse verso la scontata conclusione. Nella ringa finale la procura ribadì la richiesta di condanna di Lubbe e Torgler, ma lasciò cadere le accuse contro i tre comunisti bulgari. Era una involontaria ammissione di sconfitta per la linea governativa. Tutti gli accusati comunisti furono assolti. Lubbe fu condannato a morte per alto tradimento e incendio doloso plurimo. La sentenza, letta il 23 dicembre, sottolineò come fosse un comunista esaltato e ribadì che doveva avere dei complici che si servirono di benzina o petrolio come acceleratori. Complici sui quali non era stata possibile fare luce, questo non lo dice la sentenza, lo dico io, né c'era traccia di petrolio o benzina. Dopo che la richiesta di grazia avanzata da Lubbe era stata respinta ovviamente dal presidente Hindenburg, all'alba del 10 gennaio 1934 Lubbe fu ghigliottinato in gran segreto. Mancavano pochi giorni al suo 25esimo compleanno. Il suo cadavere fu sotterrato in modo riservato in un cimitero ignoto a Lipsia. I due compagni bulgari sono spariti nell'anonimato. Dimitrov invece è stato espulso verso Mosca, qui ha assunto la guida dell'Internazionale Comunista per volere di Stalin, divenuto nel 1947 dittatore della sua Bulgaria, sarebbe morto a Mosca nel 1949, casualmente in circostanze sospette. Appena conclusa la guerra, la questione dell'incendio tornò all'attenzione dell'opinione pubblica internazionale, riaccendendo scontri di opinioni. Nel corso del processo di Norimberga, il diplomatico Gisevius, funzionario di primo piano dei servizi segreti militari, testimoniò che l'attentato era stato compiuto da un gruppo di SA berlinesi che rispondevano agli ordini di Diels. Questo è Diels. Il racconto di Gisevius è caratterizzato da molti sentito dire e riflette anche il clima di quel tempo, di tutti contro tutti.
che dopo la sconfitta si era diffusa. La tesi della macchinazione architettata dai nazionalsocialisti ebbe in quegli anni un notevole riscontro nell'opinione pubblica. A metà degli anni 50 i sondaggi attestano che la maggioranza dei tedeschi la condividesse e ritenesse invece infondata la tesi dell'unico colpevole. Uno dei principali oppositori delle tesi di Gisevius era Diels. In svariati interventi nella sua autobiografia, egli cercò di suffragare la tesi che la Gestapo fosse stata esente dalle violenze che avevano caratterizzato la condotta delle SA, cioè delle camicie brune, nella fase immediatamente successiva al 30 gennaio e al 27 di febbraio. Altri testimoni avevano messo sotto accuso sempre le SA berlinesi, che avrebbero progettato l'attentato, sperando che così il Führer li avrebbe ricompensati. Nei 2 decenni seguenti, membri di primo piano della Gestapo svilupparono ulteriormente la tesi dell'unico colpevole. La inserirono nel quadro di una strategia difensiva più vasta, secondo la quale avevano operato all'interno del regime addirittura per cercare di temperarne gli eccessi. Nelle loro memorie, nei svariati procedimenti giudiziari in cui vennero coinvolti, il più delle volte poi prosciolti, gli uomini di Diels e lui stesso cavalcarono la tesi della colpevolezza unica di Lubbe. In una Germania occidentale alla difficile ricerca di una propria identità nell'epoca della guerra fredda, come è noto, i conti con il passato furono messi in secondo piano. Secondo l'autorevole studioso del Terzo Reich Richard J. Evans, la cultura politica di quel periodo era, virgolette, affetta da amnesia. Nel lungo periodo adenaueriano, per ben comprensibili motivi di schieramento della guerra fredda, potremmo fare un ragionamento simile anche per l'Italia, pochi in Germania se la sentivano di allargare il discorso alle responsabilità sociali, culturali, preferendo focalizzarsi sul dittatore e sulla colpa esclusiva dei carnefici, le SS. Protagonista, Tobias impone la sua interpretazione. Protagonista principale del dibattito internazionale sull'incendio e sui suoi possibili autori divenne, dalla fine degli anni 50, Fritz Tobias. Qualcuno di voi l'ha mai sentito nominare? Solo così per un sondaggio? Perfetto. Questa è l'unica foto che ho trovato su Google, per dire che se cerco foto mie ne trovo magari anche sue, ne trovo 2 o 3. Di Fritz c'è solo questa Tobias. Nell'introduzione del suo libro, Tobias ha dichiarato, come movente del suo prolungato interesse per la vicenda del febbraio 1933, l'aver preso coscienza che fosse inconcepibile che un evento di tale importanza fosse rimasto per lunghi decenni inspiegato. Egli accusava gli storici di essersene dimenticato. Da giovane era stato un sindacalista vicino all'SPD, poi dopo la fine della guerra aveva fatto una carriera importante nella Bassa Sassonia dove abitava, nel Verfassungsschutz, cioè nella branca della polizia incaricata delle indagini politiche, quelle che noi chiameremo la Digos. Per tutta la seconda metà degli anni 50, Tobias lavorò alla raccolta di una sterminata documentazione che oggi si trova presso il Bundesarchiv di Berlino. La ricerca sfociò in una serie di articoli pubblicati dall'autorevole rivista Der Spiegel, che esiste ancora oggi, che è considerata da sempre la più importante testata critica nella Repubblica Federale, dall'autunno del 59, e poi condensato in un libro di oltre 700 pagine, mai tradotto in nessun'altra lingua, se non in una versione molto molto ridotta inglese, intitolato, lo dico in italiano, L'incendio del Reichstag, leggenda e verità. Egli ebbe l'indiscutibile merito di rimettere in pista una discussione che fino a quel momento sembrava rassegnata di fronte al mistero. Tobias portò avanti la tesi che l'incendio fosse stata appiccata da una sola persona, Lubbe, anche se non entrava nel merito del movente nascosto nell'opaca personalità dell'olandese. D'altro canto, Tobias seppe smontare in modo convincente la tesi che un gruppo di uomini del SA fosse entrato, probabilmente nei sotterranei che portavano dal palazzo di Göring al Parlamento in quella notte. Ma non c'era stato alcun complotto comunista, men che meno, scrive Tobias,
dimostra Tobias, si potevano avallare accuse verso esponenti del regime. Tobias ammetteva che Hitler e Göring fossero quasi ossessionati dal timore di un complotto comunista e che quindi avevano cavalcato maldestramente questa tesi nella notte del 27-28. Quali erano le motivazioni di Tobias? Il suo intento fondamentale era respingere le falsificazioni storiche architettate già nel 1933 dai comunisti con il Brown Book, con il libro marrone, e che proseguirono dopo il 45-49 nei numerosi Brown Bücher svariati che la Germania comunista, la DDR, pubblicava ogni tanto per dimostrare le continuità tra il Reich e la Germania di Bonn. La visione della storia di Tobias, che esaltava l'incendio del Reichstag come un fattore cruciale, seppur casuale, finiva per mettere in secondo piano altri elementi strutturali di natura economica e politica e serviva, in fin dei conti, a mio avviso, a giustificare e assolvere il popolo tedesco, ma anche lo Stato tedesco, dalle responsabilità. Nell'autunno del 64, il libro è uscito nel 62, nell'autunno del 64 la rivista dell'Istituto per la Storia Contemporanea di Monaco, il più importante istituto di ricerca in Germania, pubblicava un importante saggio di Hans Mommsen. Qui è una fotografia molto successiva al 1964, è morto pochi anni fa, una decina d'anni fa. È stato uno dei più grandi storici del Terzo Reich. Nipote del Wolfgang Mommsen, che aveva scritto la storia, del Theodor Mommsen, che aveva scritto la grande storia di Roma e che aveva curato il Corpus Inscriptionum Latinarum, gigante della storiografia antica. Mommsen scriveva un importante saggio. Riconosceva che il lavoro di ricerca di Tobias, ed era il primo storico a farlo, aveva rappresentato un indiscutibile progresso nelle conoscenze della vicenda, sulla quale la ricerca era stata finora inadeguata e dominata da pregiudizi ideologici. Accenno solo fra parentesi che Mommsen era un uomo di sinistra, sempre stato iscritto vicino alla SPD, lo considerava perciò un lavoro molto serio, quindi non è possibile in nessun modo avvicinarlo a tesi di tipo revisionistico. La ricerca era stata inadeguata e dominata da pregiudizi. Lo considerava perciò, quello di Tobias, un lavoro molto serio con il quale confrontarsi. Nel affrontare la questione dell'incendio, Mommsen riconduceva la difficoltà a liberarsi da un irrigidimento su posizioni pro-contro alla persistenza della Germania del secondo dopoguerra, della visione, che lui definisce sindrome, che tutte le azioni e tutti gli accadimenti tra il 1933 e il 1945 fossero da attribuire alla centralità decisionale di Hitler. Quindi Mommsen, mentre Tobias ha fatto questa ricerca straordinaria ed indefessa sulla documentazione, restando, come dire, con la testa e con la mente e con il cervello e con tutto il suo lavoro concentrato su quella vicenda e su quei documenti, Mommsen, il grande storico, Tobias era apprendista, ha una visione storiografica. Lui vede la questione incendio dentro a un quadro molto più vasto e molto più importante a mio parere e ai nostri autori. Tutti gli elementi analizzati da Mommsen conducono alla conclusione che almeno in quella notte, la dirigenza nazionalsocialista, Hitler, Göring, Frick, Goebbels, era convinta che la vicenda fosse un segnale lanciato dai comunisti per una sollevazione generale. Con il senno di poi si può sostenere che il vertice nazionalsocialista sopravvalutava le capacità organizzative dei comunisti. Più difficile per Mommsen, anzi impossibile a causa della mancanza di documenti, è capire in che momento, dopo quella notte, Hitler e i suoi si siano resi conto che la tesi del colpo di Stato comunista era infondata. Ma a questo punto la macchina era stata messa in moto e non poteva essere fermata. L'istruttoria per il processo si era avviata e andò a sbattere su quegli stessi binari. Si può affermare che con questo brillante studio la questione si sia chiusa con la vittoria, per così dire, della tesi dell'unico colpevole. Mommsen in realtà guardava oltre. Il caso dell'incendio del Reichstag gli serviva per suffragare la sua interpretazione definita funzionalista
che avrebbe tenuto poi il campo degli studi per almeno altri 2 decenni, gli anni 70, 80 e in parte 90, in contrasto con quella che veniva definita intenzionalista. Mommsen rigettava la priorità attribuita dalla storiografia precedente alle intenzioni programmatiche di Hitler e del suo gruppo dirigente, per leggere la storia della Germania nazista. Ciò che per lui contavano erano i ruoli, le funzioni e il loro intreccio dialettico con i dati strutturali. In quel caso specifico, la capacità del futuro dittatore, colui che stava mettendo in atto la sua dittatura, di cogliere con freddezza e rapidità la situazione favorevole, l'incendio, il comunista che viene preso con il fuoco in mano, per consolidare il suo potere, adattando i piani. Egli scrive, Mommsen scrive nelle ultime righe, la dittatura, questa è una frase che io sottolineo come estremamente importante, la dittatura tuttavia non è mai opera di chi vuole instaurarla, bensì è basata sulle circostanze. In un saggio successivo, Mommsen affrontava anche la questione della personalità di van der Lubbe. Sulla base delle poche fonti di prima mano, compreso un diario scritto durante i suoi viaggi, che non era emerso in occasione del processo, lo storico evidenziava una genuina pulsione di Lubbe verso la giustizia sociale, lui che aveva vissuto una vita così difficile. Mommsen coglieva il movente di Marinus proprio nella parola, 2 volte ripetuta da lui al momento dell'arresto, dal momento immediato dell'arresto nei sotterranei del Reichstag, una sola parola, detta 2 volte, protesta, protesta. Protesta verso un governo che ai suoi occhi difendeva gli interessi del capitalismo, scaricando sulla classe operaia i costi della crisi. Protesta contro le ingiustizie. Nel corso degli anni 70, titolo di quest'ultima parte, Kalik e il Comitato del Lussemburgo, propagandisti o falsari? Perché anche di falsari dobbiamo parlare. Nel corso degli anni 70, un gruppo internazionale, sto parlando di storici, di miei colleghi, non è un'autodifesa, è un'autocritica. Nel corso degli anni 70, un gruppo internazionale di studiosi si riunì a Lussemburgo, riuscendo a ottenere riconoscimenti ufficiali e un ampio spazio pubblico. Si diedero una ambiziosa e infondata denominazione, Comitato Internazionale per lo Studio Scientifico delle Cause e Conseguenze della Seconda Guerra Mondiale. In breve, Comitato di Lussemburgo, anche se in verità nel corso dei 18 anni di esistenza si sono concentrati solo sulla questione dell'incendio del Reichstag e anche qui con risultati modesti. Dotato di mezzi finanziari notevoli e facendosi scudo della bandiera della resistenza e di svariate associazioni di ex deportati, adesso spiego perché, il comitato organizzò convegni, mostre, pubblicazioni, attirando l'adesione di nomi autorevoli come il decano della storiografia francese sulla resistenza Henri Michel, il filosofo Horkheimer, storici rinomati come Karl Dietrich Bracher, lo scrittore e politico francese André Malraux, l'allora ministro degli esteri Willy Brandt, un Gotha. Animatore del gruppo, questo è il suo libro più importante, Hitler senza maschera, pubblicato anche in Italia da Sansoni. Scusatemi, ho saltato. Chiedo scusa. Animatore del gruppo, chiedo scusa, era Eduard Kalik, cittadino italiano, era nato in Istria, ma croato, quindi siamo praticamente qua in zona, ma croato per lingua materna, a lungo attivo a Berlino negli anni 30, tardi anni 30, primi anni 40 come giornalista per delle testate croate, aveva vissuto in prima persona l'internamento nella fase terminale della guerra da parte del regime. Dopo il 45, grazie soprattutto alla patente di ex detenuto nei campi, Kalik seppe fare una carriera di notevole successo. Il primo successo internazionale è stata la pubblicazione nel 69 di 2 interviste finora sconosciute che il giornalista conservatore Richard Breiting avrebbe avuto nel 1931 con Hitler, nelle quali il futuro dittatore si esprimeva in modo chiaro sui suoi grandiosi piani. Di queste interviste che Breiting avrebbe avuto con Hitler non è mai stata presentata alcun documento ufficiale originale.
Kalik sosteneva di averle trovate nell'Ashut di Brighton, non ha mai presentato gli originali. Oggi il libro, che evidenzia numerosi anacronismi, l'uso di un linguaggio attribuisce a Hitler, intervistato, un linguaggio abborracciato, zeppo di incertezze stilistiche, molto distante da quello hitleriano, tutto fa propendere, insomma, per una falsificazione da parte di Kalik di testi inesistenti, o perlomeno di suoi interventi massicci su testi frammentari. A ogni modo, da lungo tempo la storiografia non lo cita più come fonte. Ancora più accesa è stata la discussione amplificata dalla stampa internazionale sulle 2 raccolte di documenti pubblicate da Kalik insieme a 2 storici svizzeri, raccolte pubblicate nel 72 e nel 78, erano destinate a smascherare e rigettare le tesi di Tobias, la tesi di Tobias. I curatori di 2 volumi raccolsero in parte documenti già noti, in parte documenti falsificati o manipolati, tagliando e omettendo le parti che non erano convenienti per loro. Molte delle testimonianze che riportarono erano di persone nel frattempo defunte. Di nessun documento è mai stato presentato un originale. Sono stati pubblicati solo in questi 2 volumi. Ora, è chiaro che un'analisi critica delle fonti richiederebbe di vedere un originale. Con il passare degli anni la discussione si è incattivita, anche a causa della durezza con la quale il Comitato di Lussemburgo si muoveva per boicottare o influenzare studiosi di parte contraria. Addirittura si profilò, come poteva mancare, il profilarsi dei servizi segreti della Germania Est, considerati da taluno i fornitori dei documenti, veri o falsi che fossero, serviti a Kalik e compagni. In particolare Tobias fu al centro di una mirata campagna di denigrazione, perché Kalik e i suoi pretendevano che il governo della Bassa Sassonia lo mettesse sotto inchiesta o addirittura lo licenziasse. Lui aveva naturalmente pubblicato questo suo libro come privato cittadino. A loro volta i sostenitori delle tesi della responsabilità individuale di Dubbe accusarono Kalik e soci di essere null'altro che degli imbroglioni. Le evidenti falsificazioni operate da Kalik e dai suoi sostenitori non hanno giovato alla causa dei detrattori di Tobias, anzi, in pari tempo la discussione si è isterilita. Ormai da svariati decenni tutto ruotava attorno agli stessi documenti, in parte falsi, o comunque incerti, ambigui. Secondo un'osservazione di Mommsen, la controversia ha assunto tratti così radicali perché assumeva le forme quasi di uno scontro simulato sul disorientamento politico e morale non ancora superato nella autoconsapevolezza nazionale dei tedeschi. Per molti aspetti possiamo dire che il ruolo autorevole di Mommsen nella storiografia del Terzo Reich, dopo quel suo saggio del 1964, autore di studi fondamentali su Weimar e sul Terzo Reich, ha ristretto per lungo tempo le possibilità di muoversi fuori dal solco interpretativo che Mommsen aveva fatto suo e che era stato quello inaugurato da Tobias con il suo importante libro. Non stupisce perciò che la questione delle responsabilità individuali sia decaduta a rango di questione irrilevante, quando non già chiarita una volta per tutte. Vediamo cosa dicono ai giorni nostri i grandi libri sul Terzo Reich. Il grande biografo di Hitler, Ian Kershaw, che pubblicò tra 99 e 2000 2 enormi volumi tradotti da Bompiani, assolutamente, se c'è qualcosa di insuperabile, diciamo, vicini all'insuperabilità sulla biografia di Hitler, ha fatto sua la tesi dell'unico colpevole, così come il Brockhaus Lexicon, la Treccani tedesca, nella voce Reichstagsbrand, fa sua la tesi della colpevolezza unica di Marius. Kershaw condivide la tesi di Tobias, che non ci fosse alcun piano predisposto dai nazionalsocialisti e definisce il decreto del 28 febbraio, che abbiamo visto prima, come, virgolette, abborracciato in fretta e furia. Se c'era un piano, se c'era un progetto nazionalsocialista, beh, doveva essere già pronto un provvedimento di questo tipo. Già un ventennio prima di Kershaw, un altro grande autorevole biografo, Joachim Fest, di area liberale, grande giornalista
fondatore della Zeit, aveva scritto: la tesi di Tobias appare indubbiamente più esatta e fondata in maniera più convincente di ogni altra versione fin qui fornita. E proseguiva Fest. Il problema della persona fisica dell'incendiario è di interesse esclusivamente criminologico e comunque di peso affatto subordinato rispetto alla comprensione storica del processo di conquista italiana del potere. Porta agli estremi la tesi funzionalistica di Mommsen, un altro, più di recente, un altro autorevole studioso, l'inglese Peter, cioè inglese, tedesco che insegna in Inghilterra, Peter Longerich, che scrive, virgolette, ma in fin dei conti la questione appare di seconda importanza se rapportata alla conquista del potere, la questione della colpa, alla conquista del potere da parte di Hitler e all'analisi del ruolo giocato da Hitler in quel contesto. Una riflessione conclusiva. Occuparsi della storia dell'incendio del Reichstag significa andare fino in fondo nel modo stesso in cui si deve fare, dobbiamo fare, e facciamo effettivamente ricerca storica. Per lungo tempo, nel corso della stiosa controversia, la storiografia ha infatti abdicato alla propria funzione analitica. L'evolversi della storia del Terzo Reich verso una piena dittatura non è stato, a mio parere e a parere dei colleghi assai più autorevoli di me che ho appena citato, così drasticamente modificato dall'incendio. Hitler ha saputo consolidare con intelligenza, con furbizia il suo potere in quei mesi, alternando metodi politici moderati con azioni di una spropositata violenza. Due esempi. Il 21 marzo 1933, quindi meno di un mese dopo l'incendio, la ben orchestrata cerimonia dell'inaugurazione del nuovo Parlamento, che ovviamente non si riuniva più al Reichstag ma alla Kroll-Oper, in cui il nuovo cancelliere Hitler, in frac nero, si era inchinato deferente verso l'anziano presidente Hindenburg in altissima uniforme con tutte le sue medaglie appese, per dare corpo all'alleanza con le vecchie classi dirigenti. E invece, dall'altra parte, poco più di un anno dopo, il 30 luglio 1934, la brutale notte dei lunghi coltelli, quando centinaia di camicie brune e di altri avversari politici assortiti sono stati macellati in barba a qualsiasi legge. Personalmente ritengo che la storia della Germania e dell'Europa tra il 1933 e il 1945 possa adeguatamente essere studiata e compresa senza per forza dover inserire l'accidentale tassello dell'incendio del Reichstag nel solco di una evoluzione finalistica, cui prost. Nel maggio 1945 l'edificio del Reichstag divenne l'oggetto iconico da mostrare al mondo per attestare la vittoria dell'Armata Rossa contro il Terzo Reich, con la famosissima foto del soldato che sistema su una delle torrette della facciata la bandiera rossa con falce e martello. Dal 1999, dopo gli interventi di Sir Norman Foster, il Reichstag, questa è la famosa cupola, che adesso naturalmente è tutta diversa da quella di allora, l'avrete sicuramente vista a Berlino, il Reichstag è diventato il centro simbolico della democrazia tedesca. Dovete passare ancora un decennio però, finché il 10 gennaio 2011, esattamente 47 anni dopo l'esecuzione di Marinus van der Lubbe, la Procura Generale Federale dichiarasse nulla la sentenza di morte di van der Lubbe, in quanto frutto di un'ingiustizia. La sentenza era infatti basata su una legge retroattiva, denominata Lex van der Lubbe, pubblicata pochi giorni dopo l'incendio. E questo ovviamente contrastava con uno dei principi di cui oggi in Italia ce ne freghiamo tutti i giorni, fondamentali del diritto: nulla pena sine legge. Non c'è una pena, non c'è un reato se non c'è una legge. La sentenza è stata sì annullata, ma mai alcun tribunale ha rigettato l'impianto accusatorio e sconfessato la responsabilità dell'olandese. Grazie.
professore Gustavo, per questa lezione densa in cui hai illustrato dettagliatamente le dinamiche in retroscena di questo evento controverso e cruciale per la storia della Germania e indirettamente anche per la storia europea. E per chi fosse interessato, segnalo che dalla lezione è stato tratto, dal testo della lezione è stato tratto un articolo che sarà pubblicato su Quale Storia, la rivista dell'Ilsrec, nel primo numero del 2026. Quindi documenti che ho citato nel saggio. sì, traduzione appunto di alcuni documenti. Ora lascerei la parola al pubblico per eventuali domande, richieste di chiarimento, se presenti. Prego. Sono autorevoli colleghi, molti cittadini e cittadine. In caso contrario, Andiamo a casa. Bravo, bravo, bravo. Professor Pupo. Avevo detto, autorevoli colleghi. Sa San dire. Visto che sono per gli studenti, prima hai fatto riferimento alla scuola intenzionalista, alla scuola funzionalista. In due parole, fai un attimo il quadro sulle posizioni attuali della storiografia, non solo sull'evento, evidentemente, no, sull'intenzionalista. Grazie. C'è qualcun altro che si vuole agganciare? Se no, spiegherei brevemente. Allora, intenzionalista, funzionalista, diciamo che fino agli anni 70 ce n'era solo una, intenzionalisti, Hitler, al peggio Hitler e Himmler, o al più Hitler, Himmler, Göring e l'SS. Chiuso lì. Hitler aveva questo piano, aveva questa visione, aveva questa mania, aveva questa fissa, era matto, non matto, quello che era, e ha messo in atto, ha cercato di mettere in atto appena potuto, in modo rettilineo, in modo scandito, la sua visione, le sue intenzioni. È molto semplice. Quindi lo sterminio, per dirla, per prendere, come dire, una cosa assai più grave, di cui sicuramente la colpa è dei nazionalsocialisti, e non c'è dubbio, lo sterminio nasce dalla visione di Hitler, dalla sua mania, dalla sua fissazione, da Vienna, dove vedevano questi ebrei con i barboni, oppure quelli ricchi che compravano i quadri, non i suoi, di Klimt, di Schiele, eccetera, eccetera, i grandi magnati, i grandi borghesi, eccetera. E quindi a un certo punto ha cercato di metterli in vanto. Le tesi funzionalistiche, che naturalmente assumono forme molto più diversificate per il motivo che, per come sono costruite, invece analizzano, come dire, l'interrelazione tra le funzioni, i problemi che di volta in volta emergono, le circostanze che di volta in volta ci si trova ad affrontare e le soluzioni che di volta in volta vengono cercate. Ancora una volta lo sterminio. Lo sterminio, negli anni 70, uno storico americano funzionalista dice The Twisted Road to Auschwitz, la strada piena di curve verso Auschwitz, non la strada rettilinea da Hitler a Vienna allo sterminio degli ebrei d'Europa, ma una strada piena di curve, piena di fratture, piena di scelte, piena di salti, piena di contraddizioni e di ambiguità. C'è bisogno di dar da mangiare alla gente e non agli ebrei. Allora gli ebrei sono dei consumatori, però gli ebrei servono per lavorare perché sono manodopera. Allora cosa facciamo, cosa non facciamo? I treni servono per portare gli ebrei nei campi, ma i treni servono per portare la Wehrmacht verso il fronte orientale per l'operazione Barbarossa, eccetera, eccetera. Cioè il contrastare, il contraddirsi dialettico, l'intrecciarsi dialettico tra scelte che non sono più del dittatore, del Führer o di una sua ristrettissima elite, ma scelte che emergono dai singoli organi, dalle singole istituzioni, dai singoli pezzi dell'apparato che hanno ciascuno una propria ragione d'essere. E quindi l'amministratore del ghetto di Uch
per dire, una cerca di fare di tutto per non far deportare gli ebrei dal ghetto di Uch, che sarà infatti l'ultimo a essere svuotato nell'agosto del 44, perché lui ha bisogno di far funzionare l'economia, tra cui tra l'altro traeva notevoli proventi privati. Allora, oggi come oggi non esiste più questa contrapposizione netta, secca, però è stata, a mio personale parere, giustamente tolta di mezzo quella visione che per lungo tempo, dietro la quale per lungo tempo anche si sono nascosti i complici, i funzionari, i burocrati, gli Eichmann di turno. Dico Eichmann, ma potrei parlare di italiani come di francesi, come di olandesi, come di ucraini, come di rumeni, perché lo sterminio è una vicenda internazionale, i quali c'erano degli ordini, gli ordini provenivano dal Führer, strano, ma l'ordine dello sterminio non è mai stato dato, quindi poi oggi come oggi gli studi storici, ma naturalmente Raul lo sa benissimo, sono così complicati e per fortuna ci sono così tanti studiosi che se ne occupano, che, come dire, marciare a ranghi compatti seguendo una bandiera metodologica è diventato impossibile. Per il Terzo Reich è assolutamente impossibile, perché se noi prendiamo questa enorme sala e la riempiamo di libri, tutti i libri dedicati al Terzo Reich negli ultimi 30-40 anni, probabilmente il volume di questa stanza non è sufficiente. Non so se ho chiarito un po'. Bene, se non ci sono altre domande, io ringrazio nuovamente il professor Gustavo Corni e il pubblico per la partecipazione e vi do appuntamento al 26 novembre per la lezione tenuta da Silvia Einaudi dal titolo Mussolini ha fatto anche cose buone, le politiche sociali del fascismo tra propaganda e realtà. Grazie, siamo sulla linea tematica. Grazie. C'è tanta gente. Bene. Salutiamo più di